Marina Bastianello, gallerista mestrina, come è nata questa mostra e che messaggio vuole dare? Allora, la mostra è nata da un invito a collaborare con la M9 durante il Marzo Donna. Il titolo della mostra è Materiche. Infatti deriva anche dalla definizione latina mater, cioè madre, e tutto quello che è donna. Nell'arte diciamo che ci sono molti artisti uomini, però ci sono anche molte artiste donne da far conoscere e soprattutto valorizzare. Visto che questa mostra non è mai stata aperta per il lockdown, l'abbiamo aperta la settimana scorsa, abbiamo voluto anche arricchirla con dei video che al venerdì, sabato e domenica sera dalle 21 alle 23 le proiettiamo sulle pareti del chiostro del District M9. Come si dice, l'unione fa la forza e oltre a questa mostra è nata un'associazione di tutte donne. Allora, noi siamo 9 gallerie, di cui 8 nel veneziano e io sono mestrina. In realtà diciamo che lavoravamo già noi nel territorio, ma abbiamo voluto proprio creare questa associazione di dare un'idea di rinascita, di forza. Il nostro idea è di portare l'arte contemporanea nel territorio, farla conoscere, ma soprattutto lavorare con artisti del territorio. Io ho una galleria, la Marina Bastianello Gallery, che ha tutti artisti nati negli anni '80 e anche più giovani. Stiamo pensando a un progetto nel territorio e vediamo poi con le istituzioni per conoscere degli artisti giovani. Sì. Bisogna avvicinarli all'arte contemporanea. Si tratta come, tra virgolette, di educare, di non avere paura ad entrare in queste gallerie che trattano queste opere. Perché il contemporaneo ha necessità anche di essere spiegata l'opera per capire esattamente quello che l'artista vuole dire.